Parliamo di economia, illustrato questa mattina all'Università di Cagliari il 28° rapporto sull'economia della Sardegna del Crenos. Valerio Vaggio ha intervistato il rettore dell'Ateneo Cagliaritano, Francesco Mola. Sentiamo. La presentazione del rapporto sullo stato di salute dell'economia sarda da parte delle università di Cagliari e Sassari è sempre un momento importante. Sì, assolutamente, anche quest'anno si rinnova questo momento di riflessione che poi è frutto del lavoro di un anno continuo di analisi e di studio da parte dei nostri colleghi e le colleghe di Sassari e Cagliari e siamo particolarmente attenti oggi perché questo rapporto sta facendo i primi conti con la pandemia e quindi abbiamo un interesse maggiore. Abbiamo visto che ci sono dei dati assolutamente negativi che fanno riferimento ai 16 mesi della pandemia, ma c'è anche una chiusura che dà buoni auspici per il futuro. Le chiedo una cosa che riguarda l'attualità delle ultime ore. Questa Sardegna che diventa isola green d'Europa sarà importante per il futuro? Ma sicuramente è un'opportunità da saper sfruttare. Bisogna avere un'attenzione particolare a quello che dicono gli scienziati. Significa attenzione. Essere in verde non significa è finito tutto, significa che abbiamo più opportunità di altri, se usiamo l'intelligenza, se continuiamo a comunicare che l'attenzione deve essere altissima, porteremo più risultati a casa. Un'ultimissima cosa, nel piano di ripresa e resilienza dello Stato c'è spazio per la ricerca degli atenei di Cagliari e Sassari? Assolutamente sì, in realtà c'è spazio per tanto, non soltanto per le università. Le università devono fare la loro parte, possono fare la loro parte, ma non la devono fare da soli. Non ha nessun senso oggigiorno muoversi singolarmente e individuare il proprio spazio nel PNRR. No, è uno spazio comune che tutti devono individuare.